È la mia passione principale, cioè, ci penso tutto il giorno, da guardando le partite su Sky, a giocare tornei a calciotto, calcetto. Cioè, ero piccolissimo, poi dato che ho un fratello più grande di 2 anni e anche mio padre era appassionato di calcio e abbiamo iniziato a giocare da piccolissimi, da già 3 anni, 4 anni, già giocavamo sempre per parchi. Cioè, comunque la passione è nata in famiglia, che mio padre è un grande appassionato di calcio e ce l'ha trasmessa a me e mio fratello. Lo prendevo seriamente, però era mio padre che mi spingeva a portare al campo, mi faceva la borsa, mi disfava, ma come la maggior parte dei bambini che all'inizio non capisci, ma vai solo là per divertimento, così, e poi piano piano è nata sempre di più la passione e piano piano mi sono cominciato a fare la borsa da solo e andare da solo al campo. Dato che mio padre è juventino e la domenica vediamo sempre le partite da Juve, io ero un grande estimatore di Del Piero, infatti quando se n'è andato a Juve mi è dispiaciuto. Più della Juve eravamo più appassionati su lui, cioè se non giocava capace che cambiavamo canale. Oltre la classe, il gol a giro, tutta la professionalità e un bravo ragazzo, l'attaccamento alla maglia che è stato sempre con la Juventus, cioè la serietà, che era un professionista, era quella la cosa principale che mi piaceva di più. Oltre l'aspetto tecnico che era indiscutibile. A 6 anni ho iniziato con il Tre Fontane, mi ricordo, non so se erano esordienti o pulcini, ma non me lo ricordo bene, comunque giocavamo a 7, il campo era piccolo e da là ho iniziato a giocare con una società sportiva. E tutto il gruppo che eravamo gli 88 sono andati con lo stesso mister, ci ha portato tutti al Colombo e poi sono stato, mi ricordo, 2 anni al Colombo e poi mi ha preso l'Atletico 2000, dove sono stato 5 anni, finché poi non mi ha preso gli allievi Coppa Lazio della Roma. Tedeschi tocca il suo primo pallone su quella corsia, Cervini si allarga a sinistra Eusepi, eccolo servito, stop Eusepi, sale Marini, si gira Eusepi, poi prova il tiro ed è un gol straordinario di Eusepi, un gol cercato dal numero 8, si è visto benissimo, ha guardato il portiere, poi ha tentato il tiro e lo ha beffato. È andato tutto col classico provino estivo di preparazione, poi ho rifatto un altro provino d'inverno e alla fine Bruno Conti ha chiamato i miei in segreteria e gli ha comunicato che ero stato preso, è stata una soddisfazione bellissima. Mi sono trovato benissimo alla Roma perché c'è una società bellissima, poi il settore giovanile curato, nei minimi dettagli, dal materiale al campo d'erba, non eri abituato perché giocando comunque nelle società di quartiere, campi di terra così, invece là è stato un bel balzo per me perché da allenamenti in campi di terra, come ho detto, ti trovai a fianco gente come Emerson, Samuel, Totti, Capello, che ti salutavano, era una grande soddisfazione per me, per la mia famiglia, per i miei amici. Non c'è stata la riconferma in primavera da Roma e sono andato a fare un provino sempre estivo di preparazione con la Berettina Lazio e là, dopo i 15 giorni mi hanno comunicato che ero stato preso alla Lazio. A livello di società alla Lazio mancava qualcosa, era molto diverso da Roma, però c'era un bel gruppo alla Lazio, perché poi sono diventati tutti amici che ancora frequento, sento. Abbiamo giocato contro il Bordeaux, contro squadre internazionali, comunque è stato bello, bello. Tornei, preparazioni, ritiri, tornei erano le cose più belle, che mi ricordo con più piacere. Dalla Lazio mi volevano dare in prestito al Cinzia, non ci sono andato e alla fine mi sono ritrovato in Serie D in Veneto, a San Donà di Piave, dove sono stato 5 mesi benissimo, ho giocato tutte le partite titolari, in Serie D a 19 anni, è una bella esperienza. Però poi la mancanza da casa, io ho sempre avuto questa cosa di Roma, di rimanere a Roma con gli amici miei, la famiglia, mio fratello, a discapito della carriera e purtroppo sono ritornato a Roma, ho fatto altre squadre, ho girato qua a Roma, Villanova, Fregene. Tante volte vedi atteggiamenti non professionali da parte dei dirigenti, dei presidenti, a livello di pagamenti, di allenamenti, di professionalità e a me, venendo dal settore giovanile così importante, facendo la Serie D, tante volte
cioè, non dico mi è passata la voglia, ma qualcosa ci ho pensato 2 volte prima di andare agli allenamenti, una domenica mattina a svegliarmi presto. Io ho cambiato proprio stile di vita, sono andato a fare il barman tutte le notti e a me mi ha rivoluzionato la vita. Da che ero abituato ad allenarmi dal martedì fino alla domenica mattina partita, mi sono ritrovato a lavorare la notte per necessità economiche e mi ha stravolto la vita. Manca la quotidianità degli allenamenti, di un gruppo, di uno spogliatoio. Però alla fine sto bene così, comunque mi diverto anche facendo i tornei, la Lega Calciotto che è organizzata benissimo e tante volte mi fa risentire un po' giocatore la Lega. La prima esperienza che ho avuto con la Lega è stata nel 2008, con la squadra Champions, mi sembra che si chiamavano così, era un gruppo di gente un po' più grande, c'era un amico in comune che mi ha portato una volta e mi sono trovato bene, ho visto subito la serietà del torneo, quindi non l'avevo presa come adesso perché ero solo un giocatore, invece adesso da capitano aiuto il presidente a fare, cioè adesso è diventata molto più seria e impegnativa la cosa. E il percorso nostro è iniziato dalla B, abbiamo iniziato come tutte le squadre, e un gruppo di amici classico, io, mio fratello, mio padre in panchina come adesso è rimasto, i miei amici a giocare. Partita per partita abbiamo visto che il livello era buono, ci piaceva, stavamo bene insieme, allora è nata così, dalla Serie B abbiamo vinto subito la Serie B, poi siamo stati un anno in A2, siamo arrivati a fare le fasi finali e non siamo riusciti a salire e poi dai sbagli che abbiamo fatto in A2 l'altro anno siamo riusciti a salire fino ad arrivare in Serie A, sono 4 anni che la facciamo. Il primo anno di A2, quando sono arrivato, eravamo già una bella squadra, perché comunque alcuni elementi sono rimasti, come io, Roberto, lo stesso Andrea, l'attaccante Nico Borci, e quindi la squadra già c'era, solo ci è mancato forse il primo anno un po' di inesperienza nelle fasi finali che giustamente l'abbiamo pagata, perché ci siamo ritrovati a non esprimere al meglio le nostre potenzialità e quindi qualcosa abbiamo pagato, però l'anno dopo ci siamo subito riscattati, l'altro anno abbiamo fatto un bel campionato e alle fasi finali siamo andati veramente molto concentrati e quadrati e abbiamo fatto delle grandi prestazioni. È nata un po' per gioco, in una partita che abbiamo fatto insieme, che giocavamo in Serie B, sì. In Serie B, e da lì abbiamo deciso, grazie al mio stabilimento, di sponsorizzare la squadra. Poi piano piano le cose sono cresciute sempre di più, è andato tutto bene e finalmente siamo arrivati in Serie A. Sta per partire Andrea Eusepi, rincorsa laterale lunga, Eusepi! Botta imparabile, piega le mani a Ripani, Andrea Eusepi. È proprio un vero e proprio campionato e non un classico torneo estivo dove si vince una vacanza, no? Che è formato da 2 gironi, fasi finali, invece è proprio un campionato che inizia a settembre con la prelega e finisce a maggio, come potrebbe essere la Serie A di noi ragazzi di Roma, e noi la viviamo così, penso. Io almeno la vivo così, non so gli altri, però penso, vedo da ogni partita, dall'impegno che mettono gli altri, che la prendiamo tutti così, come se fosse la Serie A nostra personale. L'intelligenza calcistica che mettono in una partita, come faccio a girare una squadra, per me quella è la caratteristica mia più importante. Sicuramente dalla correttezza che ha in campo, perché comunque essendo un gran giocatore, avendo delle abilità calcistiche abbastanza corrette, ha una grande tecnica, me lo ricordo già da bambini, quando eravamo piccoli. Cioè, si vedeva che comunque era il più tecnico di tutti, dal tiro a come impostava il gioco, ce l'ha sempre avute queste giocate lui. Devo dire che lui mette sempre tutto, cioè tutta l'anima e il cuore la mette nella squadra e nelle partite anche fuori dal campo, in questo senso da procurarsi il materiale per giocare, a curarsi di chi viene al campo, di chi non viene, le convocazioni, gli allenamenti, organizza anche gli allenamenti quando si può, la domenica ci alleniamo tutti insieme. Devo dire che questo è stato un grande collante, fa gruppo e la squadra la sente questa forte presenza ed è fondamentale per la Venere. La tecnica e l'intelligenza calcistica che mette nelle giocate, è capace a calciare destro, sinistro, ha fatto gol in tutti i modi quest'anno. Può avanzare, pensa alla conclusione col sinistro! Eusepi da lontanissimo, il vantaggio immediato della Venere in bikini.
Un saluto agli amici di Fannerate e buona Lega a tutti.